La squadra giallo-blu stavolta non è riuscito a sconfiggere la squadra avversaria. La partita con il Sant'Agata è terminata al Dino Liotta 0-0. Il Sant'Agata è di fatto uscita dal stadio portando via un punto. La squadra di mister Campanella, oltre a perdere il match, si gioca anche il primo posto in classifica. E il Canicattì stavolta ad essere il primo nella classifica del girone A di eccellenza, che ha sconfitto il Castellalmare per ben 7 gol. Questi dunque i risultati delle ultime partite. Il CUS Palermo contro il Sport Club Marsala ha vinto per 4-0. Il Licata Calcio con il Sant'Agata 0-0. Polisportiva Castelbuono Dattilo Noir 1-4. Alba Alcamo Mussomeli 2-0. Canicattì Castellalmare 7-0. Mazzara Calcio Parmonval 1-0. Nuova Città di Caccamo Profavara 0-0. Partina Caudace, Geraci 0-2. Questa invece è la classifica. Al primo posto il Canicattì con 32 punti, il Catacalcio con 31 punti, a seguire il Città di Sant'Agata con 27 punti. Al quarto posto il Mazzara Calcio con 25 punti, a seguire Dattilo Noir con 23 punti, poi Parmonval con 21 punti, Alba Alcamo con 21 punti, Geraci con 21 punti, CUS Palermo con 14 punti, Sport Club Marsala con 14 punti, Mussomeli con 14 punti, Castellammare con 13 punti, Pro Favara con 10 punti, Partina Caudace con 9 punti, Nuova Città di Caccamo con 8 punti, Polisportiva Castelbuono con 3 punti.